Buonasera a tutti, eccoci qui, noi dei Rami dell'Ulivo, io Cristina, Tiziana e Brian. Allora siamo al completo questa sera, siamo sempre noi che trasmettiamo da via Castelfranco Veneto 85 in Pordenone e per la precisione dalla Chiesa Assemblee di Dio, alla quale vi invitiamo a partecipare alla nostra funzione domenicale che avviene ogni domenica dalle 9 alle 11. Eccoci qua, anche questa serata, diciamo, anche se è un tardo pomeriggio, siamo pronti con voi a condividere le nostre riflessioni, i nostri pensieri, le nostre esperienze, leggendo la parola di Dio, che oggi è Proverbi 3:6. la lettura tiziana. Allora, leggiamo da Proverbi, capitolo 3, versetto 6. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Amen. 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 Allora, oggi la parola di Dio ci proviene da Proverbi. I proverbi sono degli insegnamenti, degli inviti diretti che Salomone, figlio di Davide, scrisse perché l'uomo possa camminare nella via del Signore. Prendiamo dal versetto 5 che dice, Brian, Eccomi ci qua. leggi? Perfetto, allora il versetto 5 dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Amen. Oh, proprio un bellissimo, bellissimo consiglio. Non ti appoggiare al tuo discernimento. Quante volte noi facciamo proprio questo? Quasi sempre, direi. Noi pensiamo che le nostre scelte, i nostri pensieri, le nostre valutazioni siano giuste e irreprensibili. E invece no. Nessun uomo ha la capacità di essere giusto e perfetto nei suoi pensieri e idee. Quindi, se noi ci appoggiamo al nostro discernimento, abbiamo già fallito. Sbaglieremo sicuramente. L'unico modo per fare le cose giuste è affidarsi completamente a Dio, l'unico che sa ogni cosa, che è perfetto in ogni cosa. Lasciamo perdere i nostri pensieri, la nostra presunta intelligenza, la nostra presunta saggezza, il nostro sentirci grandi. Diamo gloria a Lui, chiediamo a Lui ogni cosa, ogni decisione, ogni opera che facciamo, affidiamoci a Lui, lasciamoci dirigere da Lui, affidiamo a Lui il controllo. Ed egli, come è scritto nel versetto 6, Brian, per favore. Eccomi qua. Allora, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Amen. Amen. Appianerà i tuoi sentieri. Il versetto 7 lo ribadisce ancora di più. Brian, ancora chiedo la tua collaborazione. Eccoci qua. Allora, non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Amen. Amen. Non ti stimare saggio da te stesso. Veramente il Signore ci sta dando un forte insegnamento, una forte indicazione. Ci dice, figli miei, lasciate stare i vostri pensieri, lasciate stare il vostro orgoglio, non agite secondo le vostre menti, non pensate di sapere, perché non sapete, non pensate di essere, perché non siete. Affidatevi a me, seguite me, ascoltatemi, obbedite ai miei insegnamenti. E questo, come dice il versetto 8, Questo sarà la salute del tuo corpo e un rifrigerio alle tue ossa. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Allora, cari ascoltatori, vediamo come i proverbi, ci ha detto anche Tiziana,
nel suo commento, sono stati scritti da Salomone. Allora, i proverbi non sono, al contrario di altre parti della Bibbia, una parte storica né profetica, ma sono dei veri insegnamenti che il Signore dà a coloro che lo amano, no? E coloro che lui ama. In realtà lui li dà a tutti, perché lui sappiamo che ama tutti. Infatti vediamo che nel primo versetto viene detto, leggi tu Brian? Allora, figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento. Insegnamento, quindi è chiaro che qui il Signore ci vuole insegnare. Che cosa ci vuole insegnare? Di custodire prima di ogni cosa i suoi comandamenti. Per custodire i suoi comandamenti noi sappiamo che in questo momento si riferivano alla parte del Deuteronomio, quindi alla parte della Bibbia, del Vecchio Testamento, in cui c'erano proprio anche 10 comandamenti scritti da Mosè. E poi cosa dice? Dice perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Quindi il Signore ci spiega, e questa è anche la nostra esperienza, che seguendo la legge di Dio la nostra vita sarà semplificata, sarà più serena, sarà addirittura più lunga, perché è scritto proprio ti procureranno giorni lunghi, perché noi sappiamo che facendo le cose giuste anche abbiamo la possibilità di evitare tante brutte esperienze e quindi anche una vita breve. Questo non vuol dire che chi ha la vita breve, precisiamolo, perché poi magari può essere frainteso, è una persona che ha fatto qualche sbaglio, perché sappiamo che ci sono dei misteri, però noi basiamoci su queste scritture. E poi cosa dice? Bontà e verità non ti abbandonino. Legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Esattamente, noi dovremmo arrivare al punto di scrivere la legge di Dio nel nostro cuore. Quindi prima cosa che dobbiamo fare è conoscere la legge di Dio e farla nostra, no? Farla diventare parte di noi stessi. Troverai così grazia al buon senso agli occhi di Dio e degli uomini, perché sappiamo che certo seguire la legge di Dio prima di tutto ci avvicina a Dio, ma col tempo purtroppo questo non è detto che avvenga subito, però anche gli uomini avranno modo di apprezzarci. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Allora questa è una delle parti, a parte che ci avviciniamo proprio al versetto chiave che è riconoscelo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Diciamo che questi due versetti sono un po' sposati, no? Perché dice non ti appoggiare al tuo discernimento. Cosa vuol dire secondo te, Tiziana, non ti appoggiare al tuo discernimento? Tu l'hai spiegato bene, ma se vuoi magari, non so, raccontare ai nostri ascoltatori un'esperienza, un piccolo episodio che in qualche no. No, posso fare un esempio che mi viene. Magari, non lo so, magari potrebbe essere quando ci innamoriamo di una persona, allora usando il nostro discernimento a noi sembra la persona migliore del mondo, con tutte le qualità del mondo, che combaciano con noi, che vanno bene con noi. Però non dobbiamo basarci sul nostro discernimento, dobbiamo anche qui affidarci a Dio, perché se magari questa persona, pur avendo tutte le qualità del mondo, meravigliose, stupende, non condivide magari la nostra fede, non condivide la fede, lì non andrà bene, e quindi noi dobbiamo affidarci al giudizio di Dio, alla legge di Dio, non affidarci al nostro giudizio, al nostro criterio di valutazione e non farci trasportare dai sentimenti, perché non andrà bene. Invece affidandoci
al giudizio di Dio, seguendo quelle indicazioni che Lui sicuramente ci darà, avremo una vita veramente piena e buona. Infatti, Tiziana, questo è proprio, può sembrare un esempio esagerato, però se noi, chi conosce le scritture e chi non le conosce, noi invitiamo sempre a consultare, a cominciare a leggere la parola di Dio, vediamo che per lo più i sentimenti, chiamati anche come carne, perché noi poi sappiamo, sì, noi siamo sentimentali, noi siamo, però anche l'innamoramento è anche provato, diciamo, non vogliamo fare un discorso scientifico, però è anche un discorso chimico. Per lo più l'innamoramento così, senza consultare Dio, spesso nei protagonisti della parola di Dio ha portato verso strade sbagliate. Sì. Quindi questo è un esempio veramente che può sembrare un esempio esagerato, ma in realtà poi vediamo che cadere in questa cosa ha rovinato parecchie persone, anche se poi il Signore sappiamo che è misericordioso e sempre pronto a rimetterci sulla strada giusta. E niente, penso che possiamo approfondire, interessante anche questo argomento, perché penso che è la vita pratica, no? Quella che poi interessa a noi condividere con voi, e magari anche voi potete ritrovarvi, no? In questo. Per esempio penso anche a un ragazzo che vuole intraprendere un percorso di studio, no? Se io mi metto al posto di questo ragazzo, penso, oh, voglio fare, non lo so, un certo tipo di studio. Io penso che questo ragazzo, se vuole seguire veramente il Signore, ci deve pregare, perché anche certi studi magari ci possono fare un domani entrare in certi ambienti che in qualche maniera ci possono allontanare, magari anche ambienti un po' corrotti, anche ambienti, anche se Dio ama tutti, lo sappiamo, in tutti gli ambienti, questo lo specifichiamo sempre, però non tutti gli ambienti sono favorevoli alla crescita spirituale. Sì. E quindi anche un ragazzo che vuole intraprendere un percorso di studio dovrebbe proprio avere il discernimento, sì, di scegliere quello che vuole lui, quali sono le inclinazioni, sì, che il Signore rispetta assolutamente, però anche di capire veramente se è questa la volontà del Signore, sì. Anche perché lo studio poi, come stavo dicendo, un domani sarà un lavoro. E quindi lui sarà immesso in un ambiente e di conseguenza anche avvicinato a certe persone, cioè una decisione così sì, è una decisione importante, lo sappiamo, però dalla radice di una decisione possono nascere poi tante cose, e quindi questo è, diciamo, il discernimento che noi dovremmo come cristiani usare. Cioè dovremmo, quando qui ci viene detto riconoscilo in tutte le tue vie, Salomone dice proprio riconoscilo in tutte le tue decisioni, esatto, nelle tutte le tue decisioni. Ogni aspetto, dalla più piccola decisione alla più grande. Non dovremmo mai basarci sul nostro discernimento, perché il nostro discernimento non è buono, non è quello giusto. Non è quello giusto, anche perché per quanto possiamo essere saggi, per quanto possiamo essere intelligenti, per quanto possiamo avere anche esperienza, perché tante volte uno dice io mi baso sulla mia esperienza, so che è così, l'unico che conosce veramente il passato, il presente e il futuro, e che ci può rivelare e far capire anche se una certa situazione va bene per noi o meno, è solo il Signore, e quindi ci dobbiamo appoggiare interamente a Lui. Non per niente è scritto in un versetto che adesso non ricordo, vediamo se Brian velocemente me lo trova, quando dice il principio della sapienza è il timore dell'Eterno. Cioè tante volte noi ci stimiamo sapienti, ma senza avere timore non nel senso di paura, ma una reverenza, diciamo, verso chi ne sa più di noi. Non lo siamo, dimostriamo di non esserlo affatto. L'hai trovato per caso? Mi pare di sì, mi pare che sia in l'ho avvertito all'ultimo momento. Proverbi 9-10 mi pare, vediamo se è quello. Sì, il principio della saggezza e il timore del Signore. Ecco, Proverbi, infatti vedi, anche qua insegnamenti, no? Sì. Proverbi 9.
Allora stavo pensando una cosa, no? Mi è venuta in mente adesso perché poi io elaboro e mi vengono in mente. Quindi questo proverbio, questo versetto di questo proverbio e in generale il proverbio 3 ci insegna proprio a riconoscere Dio in tutte le nostre strade, in tutte le nostre decisioni e a conoscere anche Dio, no? Allora voglio condividere con voi un'esperienza che abbiamo appena fatto io, Tiziana e Brian, così visto che si avvicina il dicembre, qua a Pordenone ci sono le bancarelle di Natale, no? Allora abbiamo pensato questo, siccome ci fa piacere anche condividere la nostra fede con gli altri, di andare in giro per le bancarelle e fare una domanda precisa alle persone, così con questa scusa, no, delle bancarelle di Natale. Conoscete voi Gesù? Conoscete voi Gesù? Perché qui in Proverbi viene detto, sì, qui in questo caso parlano della legge di Dio nel Deuteronomio, quindi dell'inizio della legge, ma oggi siamo nel Nuovo Testamento e quindi la domanda che noi facciamo è: conoscete Gesù? Potete riconoscerlo in tutte le vostre vie? E purtroppo dobbiamo dirlo, abbiamo visto che sì, la gente lo conosce storicamente, ma a livello personale, grazie a Dio, qualcuno ci ha risposto di sì, ci ha risposto che ha un dialogo con Dio, quindi prega, e per lo più però abbiamo constatato che storicamente tutti conoscono la storia di Gesù, la via di Gesù, perché non ci dimentichiamo che è scritto che Gesù è la via, la verità e la vita, però nella pratica tutti non fanno, la maggior parte delle persone, e qualche volta anche noi, perché ci mettiamo di mezzo anche noi per primi, non confidano nel Signore in tutte le loro vie. Ecco, allora oggi noi abbiamo anche portato questo versetto proprio per esortarvi, come abbiamo fatto questa domanda provocatoria così in giro per Pordenone, a conoscere Gesù. Chi lo conosce, noi siamo contenti, continuate a pregare, continuate a stare con Lui e continuate a conoscere la sua parola, perché anche qua in Proverbi dice: custodisci la verità, no? La verità che cos'è se non la parola di Dio? E per chi non lo conosce, noi come al solito, diciamo quasi fine trasmissione, perché dobbiamo lasciare la linea aperta per le richieste di preghiera, vi esortiamo a cominciare a leggere magari il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo molto semplice in cui voi potrete capire più profondamente la storia di Gesù e realizzarla anche nella vostra vita. E poi per l'ennesima volta cosa vi diciamo? Vi diciamo che come noi siamo andati in giro per Pordenone a dire: conosci Gesù, se vuoi conoscerlo, se vuoi facciamo una preghiera, parliamo insieme, così anche noi oggi vi diciamo la stessa cosa. Potete lasciarci un messaggio su YouTube, una richiesta di preghiera, poi vi diamo il numero della nostra trasmissione, cui potete telefonare per la richiesta di preghiera che verrà ascoltata privatamente. Certo. Ma anche se volete, se avete voglia di fare questa esperienza di avvicinamento a Dio. E ancora poi, cosa più importante, vi lasciamo il numero di un uomo veramente di Dio, che in maniera incredibile, con una saggezza che solo può venire dall'alto, vi potrà, se siete interessati, noi speriamo di sì, perché Gesù vi ama, accompagnare alla conoscenza di Gesù il Nazareno. Allora vi lasciamo il numero del nostro pastore, che è, allora il numero è 389 681 2922 e vi rinnoviamo l'invito. Usatelo! Però prima di lanciare la nostra musica di oggi, io desideravo anche fare una precisazione. Aiutatemi oggi, Amen. intervenite Amen. nei miei errori, correggetemi. Amen.
Noi, come abbiamo spesso detto, facciamo questa trasmissione perché abbiamo piacere che le persone, sì, di portare un po' la nostra esperienza, di commentare la parola di Dio e anche che le persone si avvicinano a Dio. Però siccome personalmente ho visto che diciamo in alcuni contatti che io ho c'è questo timore magari di essere catturati, chissà da che cosa di strano, voi ascoltate l'episodio tranquillamente. Certo, se ci volete telefonare o se avete piacere, come abbiamo già detto, di chiamare il nostro pastore, noi saremo felicissimi e vi garantiamo che la vostra vita cambierà. Ma ascoltatelo senza nessun timore e senza nessuna paura di essere in qualche maniera spinti verso qualcosa verso il quale non siete pronti. Ecco, No, in assoluta libertà. Ecco, Esatto, desideravamo fare esatto. questa precisazione. sì, Scusatemi, ma siccome ho visto in alcune persone, ho letto in alcune persone a cui avevo mandato questo episodio, questo timore, mi sembrava giusto Benissimo, ribadirlo. benissimo. E adesso vi lasciamo con il nostro canto di oggi, il nostro canto cristiano. Allora ci sentiamo fra pochi minuti per la vostra richiesta di preghiera. Cristo va adelante, yo lo sigo. Y yo voy andando el camino. A veces por la senda me canso. Él detiene su paso y me ayuda a seguir. Cristo, necesito tu mano, Dios mío, para poder caminar. Mi barca la he dejado en la arena, se ha llegado vacía en la orilla del mar. Pronuncia tu nombre, mis ojos te desean conocer, mi alma se regocija en tu gloria, mi vida, Señor, te la dejo a ti. Cristo, necesito tu mano, Dios mío, para poder caminar. Mi barca la he dejado en la arena, se ha llegado vacía en la orilla del mar. Cammino con lui, al sicuro starò. Se a volte per la strada mi stanco, lui ferma il suo passo ed aiuto mi dà. Cristo, di te solo bisogno, Dio mio, per poter camminare. La vita come barca nel mare, se non ha una guida, nessun porto vedrà. Le labbra lodano il nome tuo, gli occhi.
Allora, eccoci, c'è pervenuta una richiesta di preghiera e Brian si è offerto di proprio far sua questa richiesta e di pregare per noi. Quindi ci alziamo e niente, preghiamo abbiamo letto Mamma Carmen. Sì. Allora. È una persona malata Allora. che conosciamo. Signore, grazie Signore di permetterci ancora una volta di venire davanti alla tua presenza, Signore. Signore, innanzitutto grazie appunto, grazie veramente di questo enorme privilegio che ci dai di poter venire davanti a te e chiederti anche di farti le nostre richieste, Signore. Signore, ti preghiamo assolutamente per mamma Carmen. Ti chiediamo, Signore, di fare veramente, come ha detto mia mamma sulla chat, la tua santa volontà, Signore. Noi non sappiamo cosa sta succedendo, o almeno abbiamo una vaga idea, ma, Signore, tu sai cosa sta succedendo e tu sai perché sta succedendo. Signore, noi ti preghiamo affinché tutto vada secondo i tuoi piani, Signore. Ovviamente noi ti chiediamo, Signore, se è possibile, se è nella tua volontà, Signore, una guarigione, Signore, un recupero, perché comunque ha sua figlia, ha una famiglia che le vuole bene, non vorremmo sicuramente che venisse a mancare, Signore. Però, Signore, tu sai cosa è meglio per tutti e per lei compresa, Signore. Noi ti preghiamo per la guarigione comunque, Signore. Signore, grazie, nel nome di Gesù Cristo abbiamo pregato, Signore. Amen. Amen. Niente, vorrei pregare anch'io, proprio per l'adempimento, diciamo, di questi versi nella nostra vita, cioè che abbiamo veramente la capacità di riconoscerlo in tutte le nostre vie, perché come abbiamo detto noi sì, facciamo questa trasmissione, oggi siamo anche usciti a fare questa cosa diversa, no? Bella, interessante, però anche noi abbiamo bisogno di riconoscerlo in tutte le nostre vie. Ci sono tante parti di noi che magari si ribellano a questo, no? Perché vogliono fare un po' tutto quello un po' quello che vogliono, ma noi veramente desideriamo che la volontà di Dio sia fatta in noi e quindi mi sento di pregare col vostro permesso per questa cosa. Certo. Sì, Signore, siamo qua davanti a te, riconoscilo in tutte le tue vie, vogliamo fare nostra questa cosa, vogliamo fare nostro, Signore, anche quel versetto che dice di mettere la sua legge, la tua scrittura e la verità nel nostro cuore. Abbiamo bisogno di essere un tutt'uno con la tua volontà per poter veramente camminare secondo i tuoi disegni e anche per poter essere utilizzati secondo la tua volontà. Signore, vogliamo metterti veramente tutte le parti di noi. Alcune parti si sono arrese, ma ci sono parti che ogni tanto vengono fuori e che magari continuano a voler fare delle scelte sbagliate che non sono favorevoli al tuo regno, Signore. Aiutaci veramente a riconoscerti in tutte le nostre vie, perché noi sappiamo che tu sei un Dio buono che vuole la cosa migliore per noi, perché tu ci hai amato fin dal primo giorno e ci conosci dal seno di nostra madre, Signore. Magari sono successe tante cose spiacevoli nella nostra vita, ma tu ci hai sempre amato e hai provveduto per noi anche mandando il tuo figliolo Gesù su questa terra. Ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che questa preghiera è nella tua volontà e vogliamo anche ringraziarti per come ci insegnerai, per come ci attenzionerai, per come ci farai capire quali sono le tue vie. Illumina la nostra strada, apri i nostri occhi, Signore. Nel nome di Gesù abbiamo pregato. Amen. Allora ragazzi, sono le 6:30, quindi dobbiamo salutare, proprio oggi una gaffa dietro l'altra, dobbiamo salutare i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento a domenica prossima alle 18, noi dei Rami dell'Ulivo. A presto, shalom. Buona settimana. Buona settimana.